Onore e rivincita, la classifica passa in secondo piano, fu semifinale scudetto la passata stagione e probabilmente la storia si ripeterà anche quest'anno. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Stella Azzurra, si affrontano per il big match della 26esima giornata di Serie A, Testaccio calcio a 8 e Golbet calcio a 8. Blu cerchiati che attaccheranno da destra verso sinistra con la solita maglia blu cerchiata. Angelè è il primo della lista con il 19, poi Carboni, con il 99 D'Anversa, con l'1 De Frey, con il 10 Galassi, con il 2 Garofolo, con il 4 Maroder, con l'8 Matteo Monteforte, con il 20 Morezzi, con il 12 questa sera Manuel Opara, con il 5 Pantaleoni, con il 6 Sterbini, con l'11 Stornelli, con il 16 Stufa, con la maglia numero 7 Andrea Tubani. Formazioni che nel mentre hanno invertito il campo, quindi la Golbet attaccherà da sinistra verso destra, risponde in maglia nera il Testaccio calcio 8, terzo in classifica con Alaimo con il 15, Baldassarre con l'11, Baronci con il 3, Boni Leonardo Trepali, Citro con la maglia numero 23, con il 17 il capocannoniere Ivan Giuliani, con il 5 Luziatelli, con il 44 Manni, con il 18 Martino, con il 14 Mirante che l'anno prossimo sarà con i biancocelesti, con il numero 8 chiude la lista Simone Starace, assente invece Alessio Starace. Diciamo Mirante, nuovo acquisto della Lazio calcio 8, mentre la prima conclusione verso lo specchio della porta è del Testaccio calcio 8 che ottiene il primo corner della gara. Testaccio calcio 8 che si presenta a questa gara con 48 punti in classifica, in terza posizione la formazione in maglia nera con 58 punti, invece la Golbet è sola in seconda posizione, davanti c'è solo il Cotton Club. All'andata finì 2-1 per il Testaccio che trovò con Starace il gol vittoria agli atti conclusivi del match, mentre Opara riesce a tenere lì un pallone difficile, poi Tubani con il tacco si libera del pallone, inizia quindi il giro palla della Golbet. Diciamo all'andata finì 2-1 per il Testaccio, ma la gara più importante fu quella dell'anno scorso. Sul doppio confronto vinse la Golbet, che con 2 vittorie riuscì ad arrivare in finale di Serie A, poi persa ai rigori contro la formazione di Giuseppucci dopo lo 0-0 alle Tre Fontane. Giuliani Parà chiede ai suoi di non concedere il destro al numero 17. La palla ancora per il Testaccio in mezzo al campo. Tubani la riconquista, poi forse trattenuto dall'avversario. Si riprende a giocare, qualche protesta di Pantaleoni. Sistema il pallone Mauro Morezzi, adesso l'assist per il gol vittoria della Golbet contro il Code 272, direttore di gara che fa indietreggiare di un paio di metri il punto della battuta del calcio di punizione. Siamo sempre all'interno del cerchio di centrocampo, Mauro Morezzi prende la rincorsa, siamo lontani dalla porta di Boni, ma proverà ad andare il numero 20 che calcia e trova il gol. 1-0 per la Golbet calcio a 8, Morezzi segna da centrocampo.
Cartellino giallo per Leonardo Boni. Proteste dell'estremo difensore del Testaccio, che si lamenta di un calcio di punizione troppo affrettato. Si riparte comunque sul risultato di 1-0 con Giuliani che andrà a calciare direttamente verso lo specchio della porta, pallone che termina alto un paio di metri sopra la traversa della porta difesa da Opara. Colbert quindi in vantaggio con Mauro Morezzi che sta diventando decisivo sia con gol e assist per la formazione di Cencetti. Let's Bacci in Mobiliare. Bacci Mobiliare che ha pareggiato proprio 2 giornate fa per 4-4 contro il Testaccio. L'ultima è stata vinta invece contro il COD. Opara. Morezzi con un tackle in scivolata. Si accendono già gli animi in campo. Arriva il cartellino giallo per Mauro Morezzi. Calcio di punizione, siamo più o meno alla stessa distanza da cui ha calciato Mauro Morezzi sul pallone. Questa volta c'è Simone Mirante, a differenza del collega, lui è mancino. Opara sistema 3 uomini in barriera, si aspetta l'ok del direttore di gara, parte Mirante con il sinistro, Opara in calcio d'angolo. Corner battuto corto, in mezzo come al solito c'è Ivan Giuliani che aspetta il traversone. Adesso si avvicina il 17 a prendere il pallone che arriva fuori per Mirante. Non gli viene concesso ovviamente il sinistro, viene anche Morezzi a dare una mano. Sarace. Il pallone passa centrale ma c'è la chiusura di Sterbini, poi con la testa Monteforte prova a girare. Mirante. Lancio lungo sulla sinistra, è perfetto per il mancino di Baronci che prova a metterla dentro, ma attento Opara sul primo palo, poi Morezzi. Pressato immediatamente da Mirante. Esce palla al piede, stufa con il mancino. Il giocatore della Play Eur sta giocando un ottimo campionato per quanto riguarda la promozione laziale. Formazione che ha 4 punti dal primo posto in classifica. Pantaleoni. Pressing di Pantaleoni su Giuliani. Giuliani viene a dare una mano. Alla fine l'ultimo a toccare è Mirante. Starace. Baronci. Lancio di Baronci. C'è Giuliani. Inizia a prenderle lui di testa. Ancora il Testaccio in avanti. Il pallone proprio in zona. Giuliani esce e fa prima di lui Opara. Pantaleoni. Opara. Il rinvio di Opara, in zona c'è solo Matteo Monteforte che arriva per secondo sul pallone, il retropassaggio è buono per Boni che rimette in gioco il pallone con le mani, poi Citro in mezzo al campo, Starace, ultimo uomo, allarga sulla sinistra dove Alaimo viene forse spinto, arriva il fallo il fischio del direttore di gara, fallo commesso da Stufa, arriva mentre il primo time out della gara.
Si può riprendere dopo il time out chiamato dalla formazione in svantaggio. Giuliani ha l'opportunità da calcio piazzato, il destro, Opara la vede all'ultimo, sfera che resta lì e poi c'è il salvataggio sul destro di Mirante. Ancora il testaccio in avanti, Baronci la mette giù con il mancino, davanti a lui c'è Tubani, Baronci prova con il sinistro che sfila, Opara la tiene all'interno dell'area di rigore, poi la prende con le mani sulla pressione di Giuliani. Occasionissima per il testaccio con Ivan Giuliani che cerca la sua 25esima rete in stagione, il miglior marcatore del testaccio. Dall'altra parte risponde Matteo Monteforte con 16 gol. Morezzi qua se ne va con il tacco, non c'è fallo per il direttore di gara che lascia proseguire. Si è lasciato cadere troppo facilmente il numero 20 secondo il direttore di gara, secondo uno dei due direttori di gara, ricordiamolo per la Serie A, c'è il doppio arbitro per quanto riguarda la Serie 2, un solo arbitro, mentre qui Giuliani, ma c'è l'ottimo intervento di Sterbini. Baronci sul pallone, sta facendo la partita il testaccio in confronto alla Golbet, ha trovato il gol del vantaggio Morezzi da calcio di punizione, ma adesso è il testaccio a giocare meglio, il pallone passa centralmente, allontana Stufa, ma lo fa sui piedi di un avversario, poi Baronci sul mancino, va in mezzo, il pallone è troppo arretrato, in zona c'è solo Pantaleoni, poi Morezzi allarga per Matteo Monteforte che la mette giù, calcia con il sinistro di prima intenzione, non c'è deviazione, si riparte con una rimessa dal fondo. Cenno di protesta qui di Matteo Monteforte che forse voleva il calcio d'angolo. Alongi, Citro, pallone di Citro tra i piedi di Mirante, converge verso il centro del campo. Simone Mirante si ferma sulla pressione di Pantaleoni, il sinistro di Alongi ribatte sul corpo di Tubani, calcio d'angolo, è il quarto per il testaccio calciotto, questa volta da sinistra. Sulla sfera Citro, allontanato il pallone, Matteo Monteforte lo può mettere giù, parte come al solito il numero 8, ma Starace in scivolata lo ferma. Entrato in campo il numero 18, ovvero Martino, che alza in direzione di Giuliani, la tiene lì il numero 17, si lotta sulla sinistra con Garofalo, viene anche a dare una mano Mirante, il pallone sfila. Cerchio di centrocampo. Alongi prova a calciare con il sinistro, una deviazione, Sterbini se la cava, poi Stufa, Citro tocca malapena il pallone che arriva lo stesso in zona Morezzi, toccato pochi palloni Tubani, Stufa, Pantaleoni, calcia Pantaleoni con un pizzico di ritardo sul corpo di Citro che rimane dolorante, il gioco non si ferma, si prosegue con Stufa sotto la nostra postazione, allarga per Monteforte, come al solito controlla perfettamente, poi il mancino di Monteforte sull'assist di Morezzi. Baronci, Starace, Citro, ancora Starace e ancora Citro. Pallone in direzione di Alaimo, la chiama Opara, viene disturbato dal numero 15, la palla sfila, non c'è nessun ragazzo in maglia nera, può uscire Tubani, palla al piede velocissimo, lo slalom del numero 7, alla fine arriva Longi e Tubani commette anche fallo. Starace, Citro, Mirante, prova ma non trova lo spazio per calciare, allora il suggerimento per Pantaleoni, non filtra la sfera, esce Boni e la mette in rimessa laterale, Pantaleoni non perde tempo, va subito da Monteforte che calcia con il sinistro, pallone che termina oltre la rete che delimita il campo da gioco, rimetterà in campo quindi Boni con le mani. Citro, Starace, Citro, cabina di regia, il numero 23, allarga sulla corsia di destra
il passaggio, Stufa la tiene davanti ad Opara, poi Tubani che sta aiutando molto in questi primi 16 minuti di gara in fase difensiva. Monteforte viene a prendersi il pallone, il duello con Mirante, Monteforte salta Mirante, alla fine arriva il fischio del direttore di gara, il fallo è qualche metro più indietro. Morezzi, ancora a cercare la porta, Boni in due tempi. Citro. Pallone che passa per Alaimo con un po' di fortuna, deve ripiegare subito il numero 15 sulla pressione, va centralmente, Pantaleoni capisce tutto, recupera il pallone, si è allargato Monteforte, Pantaleoni lo trova, Monteforte con il sinistro. Ad un soffio dal 2-0 forse c'è stata la deviazione di Boni. Rimessa laterale nei pressi del corner, Pantaleoni di controbalzo, prova una giocata quasi impossibile, il pallone termina largo. Citro rischia moltissimo a centrocampo il Testaccio in questa fase conclusiva del primo tempo. Ciro prende la rincorsa, la deviazione, quindi è il quinto corner per il Testaccio. Mirante sul pallone con il mancino, traiettoria a rientrare. In mezzo c'è Giuliani, a Longi sale anche Starace, il pallone proprio verso Starace che va con il tacco, un Eurogol di Starace, è 1-1, ci pensa Simone Starace a rimettere i suoi in carreggiata, questo è un gol spettacolare. Dai Efimo! Angelo, 8. Gol spettacolare di Simone Starace che riporta i suoi sul punteggio di 1-1. Golbet che deve ricominciare quindi con pazienza per ritrovare il gol del vantaggio. Sfera verso Monteforte, protegge Starace, Alongi. Citro si è spostato momentaneamente sulla sinistra, pallone è per Starace che è avanzato adesso a centrocampo. Mirante ha spazio per calciare, va Mirante con il sinistro, Para si oppone. Ancora Mirante, ancora spazio, questa volta il tiro è deviato. Citro. Spazio Citro per cercare il suggerimento sulla destra. Non riesce a passare il terzino destro del Testaccio. Si tratta di Dario Martino che ritorna in posizione. Pantaleoni, Stufa, Tubani, toccato pochi palloni il numero 7. Garofolo, Tubani, salta Starace, ancora Tubani in mezzo a due, il fischio del direttore di gara. Il fallo è per la Golbet. Morezzi, sempre sue le punizioni, va direttamente in porta, questa volta è bravo Boni a farsi trovare pronto. Alongi riesce a tenere vivo il pallone, poi con il mancino ma arriva il fischio del direttore di gara, il pallone è uscito, si riparte quindi con una rimessa laterale ad altezza del centrocampo. Mentre Opara
calcia il pallone quasi sull'iPad, si riparte con Morezzi. Tubani, pallone dentro l'area di rigore, prova a giocare Pantaleoni ma è triplicato da 3 maglie nere che ripartono velocissime sulla sinistra con Citro, pallone che passa per Giuliani, Morezzi è in copertura, Giuliani se la porta sul tacco, a calciare con il destro, ottiene la deviazione di Morezzi, calcio d'angolo. Mirante sul pallone, sul secondo palo, Luziatelli calcia alto. Stufa. Morezzi, Pantaleoni, subito pressato Pantaleoni. Stufa, Pantaleoni, Tubani la mette giù con il petto, poi avanza per Morezzi. 1-1 gol di Morezzi in apertura, ha pareggiato Starace. Pochi minuti fa siamo arrivati al 23esimo, ci sarà recupero, sono stati spesi tutti i time out dalle due formazioni in campo che ricordiamo ne hanno uno per tempo. Mirante converge verso il centro del campo, ancora Mirante. La finta, l'ennesima finta di Mirante che va con il sinistro e c'è il salvataggio di Sterbini che mette in corner, decisivo. Sul pallone Citro, la trattenuta all'interno dell'area di rigore, non arriva il fischio del direttore di gara ovviamente. Luziatelli era caduto e appresso a lui anche Stufa. Proteste di Starace, ovviamente si riparte con una rimessa dal fondo. Sono mai stati fischiati questi contatti all'interno della Lega, è raro vedere assegnare un calcio di rigore per una situazione simile. Prova a partire Sterbini, salta a 2 avversari, il secondo è Mirante che lo stende. Cartellino giallo dato a un componente della panchina della Golbet. Non possiamo vedere da qui a chi è stato assegnato. Siamo ormai entrati nel recupero del primo tempo. Pantaleoni dalla distanza andrà direttamente in porta, sono 2 gli uomini messi a copertura della porta da Boni. Pantaleoni calcia male. Starace. Pallone allargato sulla sinistra, sulla destra, scusate, per Martino. Mirante, Giuliani, Starace. Vicino c'è Citro, Starace la muove a sinistra. Mirante, Starace. Giro palla prolungato, Luziatelli
con il destro a cercare il taglio di Mirante, è troppo lungo il pallone del difensore centrale, può salire palla al piede Sterbini, siamo entrati nel recupero. Stufa, pressato, viene costretto all'errore, allora Longi. Citro, Starace, Martino, invitato a calciare Martino, va con il destro e sfiora l'incrocio dei pali. Bravo Dario! Ma gli serve il ghiaccio? Non può chiedere ghiaccio. Ancora che ha scusa la barriera, oh, ha fatto una biocca! Luca, altro portiere! È costretto ad uscire Opara per infortunio, entra al suo posto con la maglia numero 1 Luca De Prai. Speriamo non sia nulla di grave per il portierone della Golbet, che ne ha salvate tante di partite in questi ultimi anni. Monteforte, in mezzo a 2-3 avversari, arriva il fischio del direttore di gara che aveva concesso il vantaggio. Arbitro, è finita! È finito il primo tempo, arbitro! Si stacca questa volta Mauro Morezzi, rimane il solo Matteo Monteforte, prende la rincorsa con il sinistro, una deviazione davanti a Boni, poi Pantaleoni con il suo piede preferito, prova a rimetterla dentro, troppo alto il suggerimento del centrocampista della Golbet. Boni con le mani, Starace, Martino, Giuliani con il tacco, Pantaleoni, Mirante, Morezzi, Monteforte si gira subito con il sinistro, velenosissimo il suo mancino, stavolta non centra lo specchio.
praticamente ha trovato il gol di testa da più o meno quella posizione con il code 272 all'ultimo secondo, segnando così il suo 16° gol stagionale. Si chiude il primo tempo sul risultato di 1-1. Golbet in vantaggio con Morezzi, Testaccio che ha pareggiato con Starace. Fischio del direttore di gara che decreta l'inizio della ripresa. Si riparte dal risultato di 1-1. Golbet che attacca da destra verso sinistra. Sostituito il portiere, è uscito Para per infortunio, è entrato al suo posto Depray. Pantaleoni fa tutto benissimo, ancora Pantaleoni, sfila il pallone, c'era Monteforte nei pressi. Non si è fatto trovare pronto sul pallone, comunque c'è la deviazione, arriva il primo corner della ripresa. Stavolta se lo aggiudica il Testaccio Calciotto che ha sofferto negli ultimi minuti del primo tempo. È arrivato circa al 20° il gol del pareggio di Starace. Il pallone è per Tubani che finisce giù, calcio di punizione, Giuliani è stato a commettere il fallo. 4 maglie bianche intorno al pallone, Monteforte, Tubani e anche Mauro Morezzi. 16 gol per Monteforte, 14 per Tubani che è il secondo miglior marcatore dietro al ragazzo con la maglia numero 8. Uno con il mancino, l'altro con il destro. Una posizione più per Tubani che infatti parte, va di potenza. Si pone Giuliani, Pantaleoni, Morezzi, Starace, Alongi, Luziatelli calcia male direttamente in rimessa laterale, stufa con le mani, Monteforte prova ad allungarsi ma non riesce a passare. Non si chiude poi la triangolazione tra Starace e Giuliani. Con la punta Starace, Giuliani, arriva Tubani, leva il pallone tra i piedi del numero 7, poi ancora Tubani, non cade, arriva il fischio del direttore di gara, aveva lasciato proseguire, sempre il numero 7 a conquistare calci di punizione importanti. Sempre Monteforte e Tubani. È rimasto solo Monteforte con il mancino forte contro il muro. Tubani, la finta di Tubani, va sempre a cercare il destro, la deviazione, resta buona la palla per la Golbet che ci prova con Stefano Carboni, il pallone è deviato. Calcio d'angolo, il secondo della ripresa. Morezzi alla battuta, c'è un movimento in area di rigore, il pallone scorre sul secondo palo dove Pantaleoni può rigiocarla dentro. Ciampa Pantaleoni, non c'è fallo, è sempre Pantaleoni a toccare per ultimo. Questa la rimessa laterale, il Testaccio. Starace, numero 15 sulla destra. Martino, forte sul primo palo. Arriva la presa facile di Depray, la prima del match. Pantaleoni, Monteforte con il petto, ancora Monteforte con il sinistro. Sciupa, un'occasione d'oro. Starace, Alaimo, Starace, Martino, Starace,
rientra sul mancino, la Golbet aspetta nella propria metà campo, solo Monteforte in fase offensiva, il taglio di Giuliani arriva con un soffio di ritardo, De Prey con le mani da Tubani, c'è movimento di Morezzi, Tubani non si fida del lancio, va centralmente da Stufa, poi Monteforte, pallone ancora che passa per i piedi di Daniele Stufa, ottimo il dribbling, prova a rientrare sul destro, poi alza per Monteforte, il suggerimento diventa buono per Morezzi che si accontenta del calcio d'angolo. È iniziata con un altro piglio il secondo tempo della Golbet. Sterbini, ultimo uomo, il sinistro è troppo forte, non può arrivare Stefano Carboni, quindi Martino. Scorso anno questa fu la semifinale scudetto, in entrambe le partite vinse la Golbet con un super Monteforte che fece 5 reti in 2 partite. La prima finì 3-2, la seconda 4-2, si giocò allo Sport City. 7 gol della Golbet, 5 furono proprio di Matteo Monteforte, mentre entra in campo per la Golbet Tiziano Galassi con la maglia numero 10. Monteforte recupera il pallone con il sinistro, Boni, intervento miracoloso e palla in corner. Chiama il pallone Carboni sul palo lungo, in mezzo c'è Daniele Stufa, entra Carboni, sale anche Pantaleoni sul secondo palo, il pallone passa proprio per Pantaleoni che non si coordina, poi Alaimo con il palleggio. Dovrebbe essere uscito Morezzi, anzi no, è lui che va alla rimessa con le mani verso Pantaleoni, non arriva Monteforte, poi Tubani contro Giuliani, c'è una netta differenza per quanto riguarda la struttura fisica. Arriva l'ok del direttore di gara, Giuliani, la rincorsa, non calcia Giuliani che sbaglia tutto, poi è fermato Tubani, si lamenta con il direttore di gara, poteva sicuramente trovare un'altra soluzione in questa circostanza, la formazione del Testaccio. Sta facendo riposare Mirante, Alongi, pallone riconquistato dal numero 3, messo in mezzo e corner, già battuto, Citro, Starace. Non trova l'attimo giusto per calciare, allora Luziatelli, si allarga Martini e concede quindi di andare a Luziatelli sulla sinistra, sempre Martini, Starace, questa volta calcia, c'è Giuliani che prova a controllare il tiro del compagno, pallone che si perde sull'esterno, allora Luca De Prey, rinvio lungo con le mani, fa proseguire il direttore di gara. Monteforte, duello tra due numeri 8, alla fine vince quello della Golbet che va a calciare ma non trova ancora la porta. Martino, Starace, Stufa spostato al centro del campo, conquista l'ennesima punizione Giuliani. Questa porta, a bombe! Tira a 100 all'ora, a bombe! Non hanno chiamato la distanza. Adesso sì.
Starace sul pallone, il destro contro la barriera, ancora Starace, la alza, De Vrij con le mani. Sterbini, stufa, in mezzo a tre avversari, Galassi prova ad uscire e in modo falloso recupera il pallone Citro. Galassi ha già battuto con il mancino. Da Tubani, finta di Tubani che parte, lo slalom del numero 7, questa volta Starace non commette fallo. Eccolo Simone Starace, passaggio intercettato da Galassi. Starace è bravo a recuperare il pallone che lo tiene in campo. Citro è salito sulla destra Martino, il traversone, De Vrij vede partire la palla all'ultimo ed è attento. 11° minuto di gioco, siamo quasi a metà quindi della ripresa, il risultato è ancora fermo sull'1-1, Monteforte controlla il pallone con il petto, Martino viene a dare una mano, ancora Monteforte con la palla incollata tra gli scarpini, prova a passare in mezzo a due, alla fine Luziatelli spedisce il pallone in rimessa laterale, la rimessa è per la Golbet, sale con le mani Stefano Carboni, lì vicino c'è Galassi, Carboni non se la sente ad andare da Galassi, stufa dietro a Galassi, alla fine il pallone è proprio per il numero 10, sempre Carboni, il mancino sul primo palo, c'è solo Starace che la mette in rimessa laterale. Carboni, Galassi, pallone regalato agli avversari, può approfittare Ivan Giuliani della ripartenza, Pantaleoni commette fallo. Arriva il time out chiamato dalla panchina del Testaccio. Giuliani e Starace. Giuliani violentissimo sulla barriera. Dall'altra parte Citro, lotta contro Pantaleoni. Il fallo è ancora del numero 5. Lollo! Lorenzo! Cartellino giallo per proteste per Daniele Pantaleoni, il terzo della gara. Si alternano alla battuta di questi numerosi calci di punizione Starace e Ivan Giuliani. Questa volta andrà Simone Starace, l'autore del gol del pari. Parte Starace con il destro ancora una volta contro la barriera, non ha mai trovato la porta, praticamente il Testaccio calcio 8 da palla inattiva. Conquista però un prezioso calcio d'angolo con Martino che va in mezzo. Monteforte appena rientrato in campo, il pallone è per Pantaleoni che prova a girarlo
con una mossa simile a quella di Karate, mentre è entrato in campo Maroder per la Golbet. Giuliani disturbato da Sterbini, alla fine è il numero 6 della Golbet a mettere il pallone in rimessa laterale. Martino non sa a chi recapitare il pallone. Sfera a destra e sulla destra con Martino che lotta contro Galassi. Alla fine si resta sulla tre quarti. Starace, Martino contro Galassi. Martino decide di optare per il traversone forte e teso in mezzo. Monteforte, chiamato il raddoppio dalla panchina sul numero 8 che si gira, calcia con il sinistro, forse poteva aprire qui su Stufa, ottiene comunque la deviazione Matteo Monteforte. Si passa nell'altra metà di campo con Galassi che si accinge ad andare alla battuta del corner con il mancino. Stacca di testa a Stufa ma non riesce ad indirizzare la porta verso lo specchio di Boni. Alla fine Alongi con le mani, no scusate, Alongi, Baronci. Starace raddoppiato in area di rigore, deve liberare il pallone con il sinistro, poi Pantaleoni, Boni con le mani, facile per il portierone del Testaccio. Martino, Starace che ha molta libertà in mezzo al campo in questa ripresa, c'è davanti a lui Stufa, pallone che passa da sinistra verso destra. Martino viene atterrato, c'è il fallo di Carboni che è entrato con troppa veemenza sul giocatore, ha preso pallone e gamba. Arriva il cartellino giallo, è il terzo ammonito in casa Golbet. Ha preso la palla. Guarda. Allora, se lo tocca un'altra volta la te lo sto dicendo prima. Adesso tosta la palla. Lei si deve allontanare, Giuliani, Baronci con il sinistro, parte Giuliani, colpisce il suo compagno Simone Starace. Pantaleoni, stavolta il fallo è di Citro. Pantaleoni richiede la distanza, che sta diventando nervosa, siamo sempre sul risultato di 1-1, siamo arrivati al 18esimo, si è giocato poco. Monteforte, Luziatelli lo anticipa, arriva Martino sul pallone che la ributta in avanti, la palla è rimasta in campo, Carboni e Sterbini arriva per primo, Cespica sul pallone, se la cava rifugiandosi da Pantaleoni. Stufa, mentre attendono in panchina ancora Morezzi e Tubani. Carboni, Pantaleoni, sta mancando un po' di qualità in mezzo al campo alla Golbet, ma c'è Monteforte che può accendersi da un momento all'altro, è sempre il numero 8, palla allargata sulla destra, Maroder al centro, non c'è nessuno, solo maglie nere. Luziatelli allontana Pantaleoni contro Giuliani, prova a passare in mezzo a due avversari. Giuliani stende il secondo, fa proseguire il direttore di gara per il vantaggio, perché la palla è in possesso di Daniele Stufa che prova a superare il centrocampo. Monteforte, davanti a lui c'è Maroder, il triangolo con Maroder, calcia Monteforte ma lo fa male. Manni, Giuliani, Carboni, Pantaleoni, Maroder sulla destra, Stufa in cabina di regia. Monteforte viene a prendersi il pallone a centrocampo, trattenuto, fallo di Manni ai danni del numero 8.
rincorsa di Monteforte, il sinistro deviato, palla che resta viva per Stufa, deve allontanarla Luziatelli, lo fa andando in rimessa laterale. Allora Carboni, Pantaleoni vuole più velocità in mezzo al campo, Carboni lo pressa Giuliani, Carboni va in avanti, anticipato Pantaleoni da Luziatelli. Rimessa dal fondo quando mancano 4 minuti più recupero. Sono state parecchie interruzioni. Galassi. Stufa. Pantaleoni con un sombrero si libera di Giuliani e poi addirittura trova Monteforte. Luziatelli, ennesimo anticipo della sua partita, condotta perfettamente dal centrale di difesa. Galassi, Pantaleoni può coordinarsi al volo, la deviazione di Luziatelli è fatale perché la palla si infila sotto la traversa. La Golbet Calciotto passa a condurre, è 2-1 a 3 minuti dal termine. Dai Simo! Starace. Citro. Starace. 3 minuti per trovare il gol del pari. Il rinvio di Boni è sul corpo di Daniele Stufa. Con fortuna la Golbet chiude la partita. Starace, siamo 3-1, mancano 2 minuti. Rimangono pochissime speranze per il Testaccio che ci prova con Manni dalla distanza. De Prai si fa trovare pronto. La seconda parata del match dopo la sostituzione di Manuel Opara. Manni. Citro. Pallone filtra per Manni. C'è Martino con il destro che pesca e trova Starace. L'ultima deviazione di un giocatore in maglia bianca. Si rimane in zona d'attacco per il Testaccio quando mancano 50 secondi più recupero al termine. 5 sono le giornate al termine della regular season, 4 dopo questa. La Golbet la prossima affronterà la Pisana Calcio 8, quarta in classifica, mentre il Testaccio giocherà con l'Atletico Fiumicino che ha giocato prima di questa gara contro il COD 272. Ha vinto la formazione di casa con la doppietta di Chirico. Stufa. Starace con il tacco. Stufa combatte a centrocampo, il fischio del direttore di gara arriva. Commesso fallo Citro o Starace, entrambi sono nei pressi del punto di battuta del calcio di punizione.
Pantaleoni e Monteforte, calcia Pantaleoni con il destro, pallone che termina larghissimo. Siamo già entrati in zona recupero, sono 2 le reti da recuperare per il Testaccio che è crollata nel finale di gara. Starace si accentra, Martino, davanti a lui c'è Galassi, Martino con l'esterno, a cercare Starace, in mezzo c'è il solito Giuliani che chiama il pallone, eccolo il traversone, ma Pantaleoni dopo la deviazione raccoglie la sfera con il destro, il retropassaggio è sbagliato, l'appoggia al compagno, può trovare il 3-2, il Testaccio e lo fa con il numero 18, Dario Martino. Siamo al 27esimo, recupero già avviato da 1 minuto. Oh, pressa, oh, stiamo a scrivere a tempo, signore, è tempo questo, Pressa, pressa, passati 1, quasi 2. 60 secondi al termine, pallone tra le mani di Boni, Martino va in avanti ma sbaglia, allora Galassi la deve tenere la Golbet, il pallone è rinviato, è rimasta in campo ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, la Golbet calcio a 8 vince per 3-2 sul Testaccio e si prende la rivincita della gara d'andata.